Elezioni regionali, Lombardia, conferma di Attilio Fontana, cosa ne pensa del Presidente e cosa ne pensa della maggioranza che lo sta sostenendo? La vittoria del centrodestra è stata clamorosa, la conferma di Fontana altrettanto. Certo, c'è una situazione strana, il partito di maggioranza relativa non esprime il Presidente della Regione, quindi Fontana dovrà dimostrare la sua abilità nel saper fare le cose governando un consiglio regionale dove la maggioranza esprime sensibilità diverse. D'altra parte l'arte del governare è esattamente questo, mettere insieme delle sensibilità diverse facendo tesoro delle idee migliori e sapendole tradurre in realizzazioni concrete. La nostra grande Lombardia deve saper percorrere questa strada. E un suo giudizio sintetico sul governo di Giorgia Meloni? Positivo perché Giorgia Meloni si è dimostrata capace, preparata, volitiva, ha scelto anche dei ministri che non vengono dalla sua tradizione politica, pensiamo al segretario della Presidenza del Consiglio, il magistrato Mantovano, pensiamo al Ministro della Giustizia, pensiamo alla Ministra della Famiglia Roccella, pensiamo allo stesso Crosetto che pur essendo un fondatore di Fratelli d'Italia non viene certamente da posizioni nostalgiche, poi vuole allargare verso posizioni più centriste. Questo mi sembra un intento molto positivo.